situazione meteorologica, 2 perturbazioni associate ad una vasta depressione si avvicinano all'Europa occidentale e interesseranno in questo fine settimana la Liguria. Fenomeni anche intensi con venti meridionali sostenuti e aumento del moto ondoso. Anche nel pomeriggio di oggi nubi irregolari su tutta la Liguria, non sono esclusi piovaschi deboli o moderati, soprattutto a ridosso dei rilievi retrostanti la costa. In serata poi si assisterà ad una intensificazione dei fenomeni a ponente, con rischio rovesci ed occasionali temporali più intensi nelle vallate interne. Venti tra moderati e forti sul sud-est e a tratti sul settore centro-orientale della costa, possibili locali ritorni da nord nelle vallate savonesi con mare da mosso a molto mosso. Le temperature generalmente stazionarie non andranno oltre i 19 gradi. Per domani, sabato 15 novembre, la limite prevede al mattino rovesci e temporali anche intensi in trasferimento dal savonese orientale verso il genovese, più sporadiche ma da non escludere le piogge sul resto della regione, poi nel pomeriggio e in serata parziale attenuazione delle piogge, rovesci sempre possibili nelle aree interne. Dal pomeriggio e in serata parziale attenuazione dei fenomeni con rovesci sempre possibili nelle aree interne. Venti moderati o forti tra sud e sud-est, ritorni da nord al mattino nelle valli savonesi e genovesi, in serata venti meridionali ovunque. Mare generalmente molto mosso e temperature in calo sotto le precipitazioni più forti, stazionarie altrove. Terminiamo con un cenno alla previsione per domenica 16 novembre, seconda perturbazione con cielo molto nuvoloso coperto, tempo perturbato, piogge anche intense e temporali per gran parte della giornata, infine venti forti rafficati in concomitanza del passaggio frontale con mare molto mosso.